Buonasera, anzi, buonanotte. Adesso 2 secondi che, come al solito, purtroppo devo mettere il link via Twitter. Oh, video live. Un attimo, Daria la prima, buonasera. Allora, che un secondo, metto il link e poi siamo a posto, guarda, guarda quanti. Ma cosa ci fate voi in giro a vedere robe dirette strane invece che essere a letto tranquilli? Un attimo. Ok, tirato il siluro con Twitter perché eh, qui su Facebook, dato che non l'ho mai seguito più di tanto come social, non è che siamo tantissimi. Su Twitter invece, che è sempre stato il mio social, sono quasi 100.000 follower, quindi quando, quando mando il link poi aumentano. Quindi basta aspettare un attimino. Saluta la Garfagnana. Ah, il Simonini, pensa a te. Ciao. Marcello, sopravvissuto da, sopravvissuto da Piacenza. Daniele, ecco, Daniele lui invece sta qui, guarda, allora qua dietro, questa lucina qua, no, che si vede, questo è il faro di San Maurizio, ecco, Daniele lui sta lì sotto. La mia love story, eh? La lettera, ma cosa... Ovviamente non ci sono scuse, solo diffida. Ah, avete perso il sonno, te credo. Matteo. Basta accendere le notifiche anche su Facebook. Come si fa? Boh. Vabbè, benissimo. Sì. Le dirette sono come la droga. Va bene, dai, siamo a 500, perfetto. Allora, giusto per ricordarvi un po' che cosa è successo oggi, perché penso che non tutti abbiano capito bene. Vabbè, comunque, risultato. La Camera sta pensando da un po' di tempo come diamine fare per riuscire a lavorare in sicurezza, perché come avete notato siamo in 630 più personale in una stanza e di base all'inizio, adesso cominciano già tutti a essere un po' più coraggiosini, lo vedete che mettono il nasino fuori, ma fino a non molto tempo fa peste, disperazione, dramma, no? Così questo tipo, per cui direi che all'inizio c'era un po' di panico. Comunque fatto sta che l'idea è vedere di tenere almeno un pochettino di distanza. Cacchio, ma guarda come sono conciato. Vedere un attimino un po' di distanza l'uno dall'altro, perché d'altra parte, così come la chiediamo per gli altri, è giusto anche che i parlamentari siano i primi a dare l'esempio. Allora, l'idea è stata questa: finché non si arriva a provvedimenti in cui ci sono particolari frizioni o similari, comunque all'inizio si cerca di aiutarsi perché c'è l'emergenza e quindi non facciamo casino e quindi vediamo un pochettino di venirci incontro e similari.
fino a che non vengono sistemati le procedure per riuscire a tenere un posto di distanza, quindi magari prendendo le tribune o similari. Adesso non so bene come sarà l'idea, credo comunque che sia mettendo i posti anche sulle tribune. Eh, Ci organizziamo in modo tale da lasciare distanza, facendo delle votazioni come se fosse quasi una fiducia, cioè praticamente si entrava dentro e si diceva il voto ad alta voce, mandando, dimezzando il numero dei deputati presenti in ogni momento in aula. No? Quindi in buona sostanza non bisognava arrivare con più di 315 deputati in aula, o meglio 316, perché altrimenti ci sarebbe stato il discorso del numero legale, e quindi il presidente in conferenza di capigruppo assegnava il numero massimo di deputati che potevano essere portati in aula. Per esempio alla Lega ne spettavano 65. Il gruppo è di 130 circa, per cui in una maniera o nell'altra i lavori erano così divisi. Per esempio, in questa settimana dove all'inizio c'era la trattazione in commissione, vi ho relazionato quando abbiamo finito di fare commissione a mezzanotte, non combinando nulla peraltro perché non si è riusciti a trovare accordo su niente. Sono arrivati metà del gruppo parlamentare, ha fatto lunedì, martedì e mercoledì. L'altra metà del gruppo parlamentare si dava al cambio, tenuto presente anche che i trasporti sono quelli che sono, quindi non è semplicissimo prendere e raggiungere Roma. L'altra metà faceva mercoledì, giovedì e venerdì. Bene, oggi in coda al provvedimento, no? Quindi in coda a il Cura Italia, quindi il decreto che veniva convertito definitivamente in legge, per intendersi quello che aveva dentro i 600 euro, insomma quelle cose lì, proprio il primissimo. Ehm, Dato che era saltato l'accordo anche per gli emendamenti e similari, si è pensato di dire, ah va bene, allora presentiamo degli ordini del giorno. Cosa sono gli ordini del giorno? Gli ordini del giorno sono degli impegni generici per il governo, che vengono messi in coda alla votazione di un provvedimento e che non hanno valore di legge. Sono semplicemente un impegno con cui si indirizza il governo, ma non è un atto legislativo. Gli ordini del giorno spaziano fra le più disparate cose, ma in teoria dovrebbero essere attinenti al provvedimento che si ha in esame. Cosa ha fatto Fratelli d'Italia? A un certo punto ha messo dentro l'ordine del giorno dove dice che ci si impegna a non usare mai il MES. Ora, se volete la mia idea proprio specifica, secondo me non è che era un'idea così geniale all'inizio, se mi è parso, cioè sapendo che la Camera era contingentata, sapendo che non si stava lavorando a pieno regime e cose di questo tipo, sapendo anche che c'era una mozione di sfiducia in arrivo, che è molto più pregnante. Vabbè, diciamo che hanno voluto fare un'iniziativa, ecco, mettiamola così. Allora, a seguito di questa iniziativa di Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle evidentemente si è un po' spaventato. Ora, questo fa capire anche il livello di terrore che questi hanno, perché stiamo parlando di un ordine del giorno, quindi se anche un ordine del giorno prende dell'opposizione passa, non è che succede chissà che cosa, non è una mozione specifica come quelle che ci sono al Senato o similari. Si sapeva che Forza Italia non l'avrebbe votato, per cui, boh. Cioè, sì,
per carità, cioè, viene bene perché in una maniera o nell'altra mette in luce costantemente le contraddizioni di tanti del Movimento 5 Stelle, per carità. Però, vabbè, cioè, insomma, non è che ci si aspettava lì di fare il blitz, cioè di quelli che tu li fai a sorpresa e istantaneamente, allora il giorno dopo cade il governo o cose di questo tipo. Vabbè, però buona mossa propagandistica, ecco, mettiamola così. Va bene, ci sta. Eh, e cos'è successo però? Pur essendo del tutto scontato l'esito della votazione, perché appunto Forza Italia ha cortesemente fatto sapere che loro non avrebbero votato, anche se qualcuno si è confuso, ha votato lo stesso, ehm, si sono spaventati e hanno fatto arrivare le truppe in Parlamento, quindi in spregio all'accordo. Io ero a casa, stavo guardando le votazioni e a un certo punto mi rendo conto che ci sono 360 votanti. 360 votanti. Ma scusate, se siamo d'accordo di essere in aula la metà, significa che ce ne devono stare 315. 316 se proprio vuoi fare il numero legale, non 360. A quel punto prendo e controllo giù con l'aula, controllo anche col capogruppo, no? E così via, e dice, eh sì, effettivamente stanno facendo i furbi. Non serviva a niente, non serviva a niente, ma perché? E oltretutto ammassati. Ora, non puoi pensare che una cosa che si fa in Parlamento non viene vista. Non puoi. E infatti, guarda caso, ti ritrovi adesso su tutti i vari siti, no? Sul Corriere, così di questo tipo, le foto con i parlamentari attaccati uno insieme all'altro. Ma dico, ma in che maniera noi andiamo a inseguire il runner, a inseguire quello sulla spiaggia, col drone, con i cani lupo, interrompi la messa, no? Con dentro 10 persone, arrivi dentro con la polizia, li chiudi così e dall'altra parte quelli che dovrebbero dare il buon esempio, uno, non tengono fede agli accordi. E vabbè, cioè, onestà, onestà, no. Due, vi fate vedere totalmente ammassati l'uno con l'altro per votare e quindi cioè, esattamente il contrario di quello che chiedete agli altri di fare. Ma non... perché? Perché? Quindi proprio non mi è piaciuto. A quel punto, dato che bisogna sempre stare attenti, perché si sa mai, cioè, noi vediamo, la propaganda lo vedete come fa, no? Cioè fa partire delle cose sul nulla. Mi è venuto il sospetto. Ma sarà mica che questi qui che si mettono, affollano l'aula di questo tipo, poi venga fuori anche che la gente all'esterno non sappia dell'accordo e quando vanno a vedere questa votazione dicono ah ma perché Borghi non c'era, ma perché Molinari non c'era. Calma. Allora, giustamente, il nostro delegato d'aula, che è il bravissimo Edoardo Ziello di Pisa, che ha vinto all'uninominale di Pisa, giusto per capire, un ragazzo, cioè ha vinto l'uninominale di Pisa, cosa che fino a non molto tempo fa sarebbe stato assolutamente impossibile, incredibile, no? Ha preso, ha interrotto la seduta e ha detto ma scusate, qui ci sono delle fregature, ci sono delle irregolarità perché c'era un accordo per fare così, così, così. Fico se n'è venuto fuori dicendo onorevole Ziello, ma l'accordo non era ufficiale. Ce l'abbiamo, volendo il materiale così di questo tipo per vedere come si costruiva l'accordo.
Ma in ogni caso, ma scusa, se l'accordo anche è un accordo fra virgolette gentiluomini, ti vanti che non era un accordo, che non era un accordo ufficiale? Allora vuol dire che potevamo entrare dentro i 630? Quindi contrario alle indicazioni che tu stesso hai mandato in giro e ne abbiamo copia in carta bollata tutti per l'accesso all'aula? Non ci siamo. E poi sì, se l'è presa pure con Rixi che giustamente si è arrabbiato e purtroppo non si è sentito niente perché non gli ha dato la parola, quindi si sentivano solo le urla di Edoardo Rixi che giustamente ne ha un po' le scatole piene di come stanno andando di come stanno andando le cose, no? Vabbè, comunque, fatto sta che il risultato è che figure da chiodi dall'esterno perché deputati uno attaccato all'altro che votano. Figura da chiodi per chi si diverte a sentire queste cose qua di aula interna perché uno magari può dire ma sono stati dritti. No, non sono stati dritti perché tanto il voto non è cambiato nulla, non cambiava niente. Se anche noi ci fossimo stati al 100% non cambiava niente perché il voto ha avuto 100 e qualcosa voti di scarto. Se anche noi avessimo portati gli altri 65 in aula non cambiava nulla. Il fatto che non fosse cambiato nulla è dipeso dall'atteggiamento di Forza Italia che non ha partecipato al voto. Eh? Giusto per cominciare a capire anche chi ha veramente intenzione di fare opposizione oppure no, nel caso non si fosse capito, va bene. Comunque il risultato è stato questo, cioè vale a dire che sulla mozione non è passata, ci sono stati 7 del Movimento 5 Stelle che coerentemente l'hanno votata e gli altri invece che non si capisce con che coraggio o con che idea, no, così questo tipo non l'hanno votata, o meglio si capisce, vale a dire temendo che, oddio, il pericolosissimo ordine del giorno facesse saltare la loro preziosissima poltrona. È un ordine del giorno, non saltava la tua poltrona, ti tenevi un minimo di coerenza, però vabbè, è così. Finita la procedura, abbiamo approfittato ovviamente dello spazio mediatico più evidente che c'era, vale a dire la dichiarazione di voto, e Massimo Garavaglia per la Lega ha annunciato che presentiamo quindi la mozione di sfiducia per Gualtieri. Eh, Piccola spiegazione, perché per Gualtieri e non per Conte, così questo tipo e così questo tipo? Bene, allora, innanzitutto ricordate, la mozione di sfiducia di solito va presentata se hai speranze di farla passare. In questo caso non abbiamo tante speranze di farla passare, però ci interessava innanzitutto non azzerarle, perché è evidente che se tu avessi fatto la mozione di sfiducia per Conte diventava una cosa politica, no? A tutti i livelli. In questo caso invece vediamo di disegnarla in modo mirato. Ma è evidente però che il responsabile maggiore di questa situazione è Gualtieri, per un motivo semplice, che la riunione dell'Eurosummit, che avesse fatto credere Conte, no? Quando ha detto io metterò il veto, pesto i pugni, finché le cose stanno così il mio voto non ci sarà, e cose di questo tipo, è enorme il livello di balle che racconta quell'uomo, ma proprio non riesce a trattenersi, una via l'altra, un mentitore compulsivo, no? Farò, disferò, cose di questo tipo. Ecco, farò, disferò, no, perché guarda caso agli Eurosummit arriva direttamente il foglio dell'Eurogruppo. Ma non può essere molto differente perché per la maggior parte dei casi si tratta di questioni piuttosto tecniche. La sequenza è il gruppo di lavoro dove c'è la gente che ci capisce, che poi lo fa approvare al ministro, che in teoria dovrebbe capirci anche se non va nei dettagli. Una volta che il ministro l'ha approvato, e qui si capisce che non era una menzogna, una bugia quando si dice è stato approvato il MES. Certo, è stato approvato il MES come strumento principale per la risoluzione della crisi. C'era da prima? Sì, c'era da prima. Capite
il continuo giocare sulle parole, no? Quando uno dice, è stata approvata la pasta alle vongole da mettere nel menù, sì, ma la pasta alle vongole c'era già da prima. Lo so che qualcun altro l'aveva creata nei tempi passati, la pasta alle vongole, ma tu l'hai messa dentro nel menù per questa situazione. Ma poi altra menzogna, ma non è, finché non l'ho mangiata non va. Ho capito, ma allora se non hai intenzione di mangiarla, perché la metti nel menù? Perché la Spagna lo voleva. Balle, tant'è vero che Conte è prigioniero delle sue balle, la Spagna lo voleva. Allora in Spagna hanno detto, ma scusa, ma noi volevamo il MES. No, hanno dovuto andare a smentire loro subito, dicendo la Spagna, il ministro spagnolo dicendo che non hanno nessuna intenzione di accedere al MES, perché gli chiedono delle cose che diceva Conte al Parlamento. Voi capite, no? Che livello di soggetto ci abbiamo, no? Al governo, cioè figure totalmente continue internazionali, no? Va bene. Detto questo, il menù, una volta approvato e vidimato, arriva sotto il naso dei capi di governo, che ovviamente non ci capiscono nulla dei dettagli di quello che è stato fatto prima, e lo vidimano. Se noi guardiamo le conclusioni dell'Eurogruppo, dell'Eurosummit, quindi della riunione, le cose sono esattamente quelle dell'Eurogruppo, esattamente. E infatti quello che dice, cosa storica il Recovery Fund, ma anche nell'Eurogruppo era venuto fuori che bisognava lavorare per il Recovery Fund. Cioè nulla, voi prendetevi il foglio, quello approvato dall'Eurogruppo, quindi dalla riunione quella del tradimento di Gualtieri, no? Della settimana l'altra, e c'è esattamente questo, la trivalente, quindi il MES, il SURE, la BEI, e lavorare per questo recovery fund che non si capisce bene che cosa sia e cosa non è. Prendi il resoconto dell'Eurosummit, si approva il MES, il SURE e il BEI e lavoreremo per il recovery fund che nessuno sa che cosa sia. Però si è già capito dalle dichiarazioni della Merkel che questo recovery fund sarà nient'altro che un'altra forma del MES, degli Eurobond, quelle cose lì, vale a dire solo prestiti, mentre serve il denaro a fondo perduto. Ok? Quindi in una maniera o nell'altra il meccanismo è abbastanza semplice. Qui c'è uno che era responsabile del progetto e del processo per decidere cosa dovevano essere gli strumenti per gestire finanziariamente una situazione drammatica come l'attuale. Il signor Gualtieri, nonostante ci fosse chiaro mandato da parte del Parlamento, anche se lui contro la legge, contro le lettere che noi gli abbiamo mandato, contro i richiami che abbiamo mandato, non si è mai presentato per prenderlo questo mandato definitivo, è andato e ha presentato il MES come alternativa principale per il finanziamento in questa situazione. Mi spiace, ma non puoi pensare che si va sempre avanti ad abbozzare. Quindi non la vinceremo la sfiducia? Può essere, però non si fa sempre solo tattica. Cioè a un certo punto bisogna arrivare al momento in cui non stai lì a pensare, però allora di qua, ma magari li ricompatto, ma magari poi perdo Forza Italia, ma chi se ne frega? Io mi sono rotto le palle, sinceramente, di tatticismi o cose di questo tipo. Tanto, in ogni caso, le maggioranze è già marcia di suo, cioè non vedono l'ora di come scaricarlo. Cioè, cosa credete? Che se arriva l'appoggio di Forza Italia dura di più? Ma va, impazzisce ancora di più la maionese. Ma dico, ma scherziamo? Cioè, voi immaginate, arrivano quelli di Forza Italia e si mettono lì al tavolo con i grillini, con Renzi, con il PD, ma che schifo, ma no, ma viene fuori una roba totalmente indigesta, non c'è. Per una volta io penso che voi
che voi abbiate bisogno di chiarezza, per cui io sinceramente ho spinto assai, c'erano anche venuti fuori un po' di retroscena e cose di questo tipo che dicevano che questa era una soluzione per cui io spingevo, la confermo. Sono contento che alla fine sia stata adottata perché io penso che tutti abbiano bisogno di chiarezza. Io penso che ci voglia un bel dibattito in Parlamento su questo tema, quindi non sulla mozione del Cura Italia dove ci inficco dentro l'ordine del giorno e cose di questo tipo, una sfiducia dove si parla di come è stata gestita questa situazione da parte del nostro governo e dal ministro del nostro governo responsabile di questo processo. Per cui io credo che sia la cosa giusta per voi, non mi interessa delle conseguenze politiche, se si rafforza, si indebolisce la maggioranza, proprio l'ultima cosa che mi interessa un dibattito in Parlamento serio, mi interessa che si parli di questa cosa di cui noi abbiamo costantemente parlato qui, ma non nella sede dove invece bisogna e si può trattare questi argomenti, e che alla fine ci sia un voto, un giudizio sul dottor Gualtieri per vedere se ha fatto gli interessi di qualcun altro oppure, come io sono convinto che sia stato, oppure se ha fatto gli interessi dell'Italia. Io penso che il sottrarsi dal Parlamento, l'evitare in spregio alla legge di avere un indirizzo, andare contro a quello che erano chiaramente gli indirizzi della maggioranza del Parlamento, perché se la Lega era contro il MES, se il Movimento 5 Stelle era contro il MES, se Fratelli d'Italia era contro il MES, significa che il 70% del Parlamento, nonostante la votazione di oggi che sappiamo è andata, aveva una genesi un po' improvvisata, ma il 70% del Parlamento, prima che si iniziasse a fare questa negoziazione, aveva già dato indicazione chiara di essere contro il MES. E se tu in una fase di trattativa europea te lo metti come piatto, te lo fai mettere come piatto principale del menù e non ribalti il tavolo, vuol dire che sei connivente. Gli altri non volevano gli eurobond e cose di questo tipo, gli eurobond non ci sono stati in questo menù. Così semplice. Eppure un paese non esattamente, che non dovrebbe avere esattamente la stessa importanza come il nostro, come l'Olanda, ha fatto quello che ha voluto. Viceversa, noi abbiamo fatto niente di quello che abbiamo voluto e anzi abbiamo fatto esattamente il contrario rispetto a quello che era stato l'evidente mandato iniziale. Per cui senza problemi si discuterà finalmente di questa cosa, dopodiché ci sarà una bella votazione. Alla fine della votazione ci saranno i nomi, l'elenco dei nomi e delle facce. Io penso che anche se le facce nascoste dalla mascherina, alla fine siano visibili per vedere chi è veramente contro questa impostazione che sta svendendo l'Italia e sta svendendo il nostro futuro a grandi passi e chi invece è a favore. Più di così, semplice, naturale, lineare, come penso che voi vi meritiate. Buonanotte.